Io stamattina alle 5:30 ero a letto, ho sentito l'elicottero che sorvolava a basso tutto il canale, diciamo, di Pellestrina, sono andato nel mio terrazzo e ho visto che perlustravano il canale e ho pensato a qualcosa di grave, che poi durante la mattinata ho saputo di questo fatto gravissimo, insomma, della morte di uno e del ferimento dell'altro. Una persona sempre solare che parlava perfino con i muri, quindi ci mancherà tanto, si sentirà la sua mancanza. Gli abitanti di Pellestrina sono sotto shock per la morte di Johnny Vido, il 43enne che ha perso la vita nella notte mentre da Chioggia rientrava col cugino Michael Gavagnin di 36 anni a bordo del barchino di quest'ultimo. Un incidente dai contorni ancora poco chiari e sulla cui dinamica sta indagando la Capitaneria di Porto. Quello che al momento è certo è che verso le 2:30 in zona Caroman il cugino della vittima, sembra in stato confusionale, abbia dato l'allarme spiegando di aver perso ogni contatto con Johnny, che era finito in acqua e non si trovava più. I carabinieri hanno avvisato i vigili del fuoco, partiti immediatamente con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza intervenuta con l'elicottero hanno iniziato le ricerche. Il corpo di Vido è stato avvistato dall'alto durante il sorvolo verso riva, dove la corrente nel frattempo l'aveva trasportato, quindi recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera con i vigili del fuoco verso le 7 del mattino. Il barchino invece, uno scafo giallo di circa 5 metri, è stato trovato semisommerso. Da chiarire che cosa sia accaduto e se a bordo potesse esserci anche una terza persona. Sembra che non ci siano altri natanti coinvolti. La procura ha aperto un'inchiesta mentre il corpo della vittima è a disposizione per ulteriori accertamenti. Chi conosce bene la zona, però, solleva un problema che mette in difficoltà anche chi conosce bene la laguna, come Johnny e Michael. Sono pratici della laguna anche perché avendo una barca, in isola praticamente ce l'abbiamo quasi tutti, conosciamo bene la laguna, le secche e questa diga di Caroman che non è nemmeno segnalata da un segnale, che se voi andate a vedere sul basamento della riva, della Madonnina che c'è, ci sono molte foto di tanti ragazzi che sono morti, di Chioggia e anche di Pellestrina, quindi sarebbe il caso di mettere almeno un faretto. Non essendo segnalata la diga, chi viene da Chioggia se la trova di traverso al canale, solo chi conosce il luogo sa che c'è una diga, perché non è assolutamente segnalata ed è molto all'interno del canale, quindi uno che arriva di notte o con la nebbia o con un brutto maltempo si accorge all'ultimo minuto di questa dighetta. Johnny, residente agli Alberoni, viveva col cugino Michael a Pellestrina e secondo le testimonianze i due erano inseparabili proprio come la sera in cui sono usciti insieme. Sconvolti gli amici del bar che frequentava abitualmente. Era sempre qua, era uno di famiglia, uno di casa e siamo sconcertati, una notizia bruttissima e ci dispiace tanto e il ricordo suo resterà sempre qua dentro. Di Johnny si ricorda che lui beveva sempre lo spritz al Campari e lo chiamava spritz al melograno, un succo a melograno, spritz al melograno, questo è il ricordo più forte che abbiamo di lui. Quando è stata l'ultima volta che è venuto qui nel bar? Ieri mattina era qua, era con i miei genitori, ma ci vuole un bene dell'anima e resterà sempre nei nostri cuori, quello sì.